dell'Asi è in rapporto con il gruppo di azione locale Baldo Lessigna già a partire dal 2014. Sono stati anni di proficua collaborazione improntati alla leale e reciproca fiducia, dalla quale sono sorte poi interessanti iniziative sul nostro territorio. In particolare la ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'antica chiesa di San Colombano, che è un edificio di culto di proprietà del comune di Illasi, collocato tra la Val di Illasi e la Val Tramigna. La chiesa di San Colombano è collocata sul Colle Tenda, sul versante che guarda la Val Tramigna, ed è di un punto paesaggistico di notevole interesse. La comunità di Illasi ha a cuore l'antica chiesa di San Colombano perché rappresenta un elemento storico fondamentale per tutta la comunità. Sin dal 1600 abbiamo documentazione che su questa chiesa convergevano i fedeli, le comunità fedeli della Val Tramigna e della Val di Illasi in ricorrenza di voti o di dedicazioni o di celebrazioni come ringraziamenti per gli scampati pericoli della peste e delle pestilenze. Ancora oggi la comunità di fedeli di Illasi si ritrova a San Colombano nella seconda domenica di maggio in ricordo appunto dello scampato pericolo della peste del 1800. L'intervento che è stato promosso riguarda la manutenzione straordinaria di questo edificio per il suo consolidamento nelle parti strutturali e per un riordino anche delle murature interne e di tutti gli elementi lignei che sono collocati al suo interno. Della chiesa di San Colombano facciamo tesoro anche per la promozione territoriale ed è stato questo uno dei punti di forza della domanda rivolta al gruppo di azione locale Baldo Lessigna, che è stata poi accolta, cioè a dire la promozione di questo spazio come punto di ritrovo per eventi musicali e di spettacolo. Gli eventi sono quelli che solitamente il Comune di Illasi organizza nell'ottobre di Musica e Sapori, quando si svolgono nell'area di pertinenza esterna singolari concerti che sono stati svolti anche l'ultimo autunno. Mi sia consentito anche un speciale ringraziamento alle strutture tecniche di Avepa che hanno sostenuto il Comune di Illasi nella presentazione dell'istanza e anche nella sistemazione della stessa per gli aspetti più burocratici. Il Comune di Illasi ringrazia ancora il gruppo di azione locale Baldo Lessigna per l'interessamento condiviso alla chiesa di San Colombano e invita tutti i visitatori a dedicare una visita a questo spazio.